Buonasera a tutti ragazzi, sempre a scrutare il cielo, non si sa mai cosa possiamo vedere, quindi ogni tanto guardiamo, scrutiamo, vediamo un po' che cosa possiamo vedere. Ecco qua, vediamo questa stella, eccola qua. Non so cosa sia ragazzi, questo oggetto, diciamo sta sul lato destro adesso proprio della mia finestra, però ultimamente proprio se ne vedono tanti, boh, non so cosa possa essere, vi dico una bugia. Quindi questi oggetti ultimamente ne vedo proprio un sacco, non so cosa sono, mentre le altre che brillano sono le stelle. Però questo qua è molto più grande, boh. Quindi accompagniamo un po'. Eccolo qui, come potete vedere. Non so se sono pianeti, qualcosa di strano, boh. Provo a camminare un po' per il cielo. La luna. Proviamo a guardare solo stelle. Eccolo qua l'oggetto, questo qua. E poi ce ne sta un altro qui. E poi ne avevo notato uno qui. Questa è la montagna, quindi sopra. Eccolo qua. Quindi non lo so ragazzi. Ieri non ci stava, in effetti stava in questa zona qui. Quindi eccolo qua. Sembrano cambiare colore, non lo so. Blu, arancione, blu, rosso, boh. Vabbè ragazzi, ecco qua, tornato alla normalità. La luna eccola qua. Vi auguro buonanotte a tutti ragazzi. Abbiamo scrutato un po' il cielo. Come potete vedere adesso non ci sono più. Bah, ultimamente escono più pazzo di sempre. Prima ci stavano, ora no. Adesso sono scomparsi i puntini. Come potete vedere non ci sono più. Bah. Ultimamente questi oggetti si vedono, scompaiono, appaiono, boh, non si capisce proprio nulla. Perché se erano fissi dovevano rimanere in cielo, adesso non ci sono più. Qui ci sta qualche altra cosa, qua va a vedere. Eccola qua un'altra, vedete? Adesso è comparsa qui, boh.
come se camminassero, non lo so. In effetti adesso sta quasi vicino alla luna, prima stava dall'altra parte. Vedete, la luna sta qui, ragazzi, eccola qua, e l'oggetto eccolo qua. Quindi non lo so, prima stava a sinistra, poi a destra, adesso sta vicino alla luna. Bah. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti e ci sentiamo. Qua non si capisce mai nulla. Dove sta? È scomparso pure adesso, vedete? Ah, è scomparso ragazzi. Vabbè, vi auguro buonanotte a tutti ragazzi e ci sentiamo.